Non lo conosco, solo che ho ricevuto una telefonata con la quale mi ha ringraziato di quello che è successo. Mi fa molto piacere anche a me, ho detto sicuramente, e mi fa molto piacere che l'abbia fatto. Beh, è una persona, un maschio? Maschio sicuramente, poi non so dire di più perché è al telefono era, per cui non lo posso sapere. Ieri mattina c'è stata parecchia gente, tra ieri mattina e pomeriggio che ha giocato qui, per cui non lo so. È felice ed emozionato Carlo Tessari, che con la moglie Sabina gestisce questa tabaccheria ricevitoria a Villafranca Padovana. Non ha idea di chi sia il fortunato, il signor Carlo, che non sa neppure esattamente quando ha venduto la schedina da 4 milioni di euro. Penso tra ieri mattina e pomeriggio, massimo mercoledì mattina, il giorno prima. Uno di questi 2 giorni qua. Increduli e felici i clienti della tabaccheria. Già da ieri sera qualcuno mi aveva mandato un messaggio sul telefono che non avevo neanche visto poi. Ho visto tutto stamattina e da là in poi è stato così, insomma. Si sente un po' fortunato anche lei? Sicuramente. Mi fa piacere che sia successo. 4 milioni di euro ti cambiano la vita, cosa ne pensa? Certo, sì, sono tanti. E lei invece ha mai vinto qualcosa? L'unica volta che ho vinto una volta 1000 euro, ma insomma, li ho già rimangiati. Ascolta, che cosa ne pensa comunque del gioco? Bisogna fare attenzione però che non diventi una cosa patologica, che non diventi... Bisogna stare attenti con i soldi perché naturalmente sappiamo che è sempre più difficile arrivare alla fine mese. Ha promesso al telefono di farsi vivo il vincitore e Carlo e Sabina lo aspettano. Chissà che sia andato in mano a qualcuno che ne ha bisogno. Ecco, e questo è quello che mi auguro.